Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Vabbè, siamo qua, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Siamo già partiti bene, diciamo. Ma posso fare un appunto? Sì, io so che registro tutte le puntate. Sono 300 rotte puntate, ogni volta partiamo ridendo. Siamo deficienti, e questo qua potrebbe essere un'ipotesi. Sì, no, è forse la cosa più plausibile. Però o forse ci divertiamo. Vabbè, ci divertiamo. No, ci divertiamo senz'altro, anche perché prima di partire abbiamo fatto alcune considerazioni. Che è meglio che voi non lo sentiate. Vabbè, dai, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine. Io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi Ritanciani. Buongiorno e bentornati qui da noi. Anche questa settimana siamo pronti per affrontare una nuova puntata, questa oretta che trascorriamo insieme in radio e anche in video, insomma, con la migliore musica in radio che c'è al mondo. Esatto, sì. Sul video non mettiamo la musica perché non si può. No, perché sennò ci blocca Facebook, è cattivo. Ecco, e quindi, cattivo, vabbè. Come diciamo noi, come un'ansa. È vero o no? Come l'ansa proprio. L'ansa sarebbe un serpentello del nostro territorio. Ecco. Lo dico perché magari non lo sa. Certo che noi che facciamo informazione partiamo con questi requisiti, insomma. Però, non so quanto credibili non tutti sapevano che cos'è l'ansa. Vabbè. Dai, dicevo, buona giornata e benvenuti. Questa è una nuova puntata di Made in Polesine. I titoli di oggi, allora, partiamo subito. Buon compleanno, ciabatta. Ciabatta. Sì, ho sbagliato il jingle no, pensavo avessi un format nuovo perché proprio non l'avevo mai sentito. Perché mi hai detto ciabatta, mi è venuto ciao. Se vuoi continuare così, insomma, no. Poi Motoclub Ariano sempre più in alto. Ecco, siamo tornati al vecchio tradizionale. Poi Amazon Rovigo compie un anno. Già un anno è passato, però. Adriacqua Festival. Poi ci spiegherà il nostro Leandro che cos'è, di cosa si tratta. Poi Consorzio bonifica lavori importanti, molto importanti. Ecco, questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine. Adesso ci prepariamo e iniziamo la puntata di oggi. E siamo così rientrati, ci siamo un po' calmati. Ecco, siamo ritornati quasi alla normalità. Il primo argomento di oggi: buon compleanno ciabatta. Allora, proprio martedì c'è stata la celebrazione presso l'Istituto Cipriani Alberghiero di Adria, che tra l'altro io sottolineo è una delle eccellenze tranquillamente del Veneto, perché è veramente un bel istituto, più di 1000 ragazzi iscritti, ma soprattutto quando vengono fuori hanno le capacità e le proprietà per diventare serissimi professionisti. E c'è stata la celebrazione di questa pane, 39 anni della ciabatta polesana. L'ha inventata Arnaldo Cavallari nel 1982, e pensati che il pane è forse più famoso al mondo, addirittura più famoso della baguette. È in 52, qualcuno ha detto anche 54 paesi, dove si consuma la ciabatta con... Cosa vuol dire? Che chi denomina il suo pane col nome di ciabatta, anzi sarebbe ciabatta polesana, deve seguire i parametri che ha imposto Arnaldo Cavallari, questo personaggio eclettico, straordinario, particolare, impegnativo, comunque era un genio anche del marketing, e ha inventato questo pane che è un pane conosciuto, come ripeto, in tutto il mondo. Bravissimi. E io volevo anche sottolineare il fatto che l'Istituto Alberghiero ha fatto una Lectio Magistralis proprio sulla ciabatta polesana, attraverso alcuni relatori importanti, ma soprattutto attraverso il prof di cucina, che è il Giovanni Crepaldi. Bravissimo, io sono rimasto stupito, io ero presente naturalmente perché sono come il prezzemolo, ci sono dappertutto. No, però comunque, siccome mi ha chiamato anche per fare un servizio e per fare anche le immagini di questo straordinario prodotto e di come si prepara, sono rimasto affascinato dal pane e, come ripeto, dall'Istituto Cipriani di Adria. L'abbiamo celebrato proprio la settimana scorsa, che era presente al Gran Galà della Festa del Riso di Scardovari, e ancora una volta mi ha stupito perché veramente è un istituto importante, bravi i professori, bravi i docenti, bravi i tecnici, brava anche naturalmente la dirigente scolastica, e quindi chapeau alla ciabatta, sì. E chapeau
Questa è una cosa che stavo pensando prima, che l'hai sottolineato anche tu. È un peccato che non sia stato mantenuto proprio l'origine, proprio il nome denominato come ciabatta polesana, ma che è stato adesso ridotto solamente a ciabatta. Forse per l'esportazione. No, ci spiegavano. Non so perché, ma ciabatta polesana è proprio il termine esatto per definire questo tipo di pane. Allora, ce lo spiegava uno dei relatori. Praticamente Cavallari, che ripeto era un genio, esregolatezza, ma era veramente un personaggio, ha fatto un errore nella sua vita di depositare il nome come ciabatta polesana. E quindi vuol dire che chi commercializza questo prodotto in quel sistema e con quei parametri, con quei picchetti che ha fatto Cavallari, deve solo denominarlo ciabatta polesana. Però ciabatta è un termine generico, quindi purtroppo tutti si possono appropriare del termine ciabatta. Esatto. Questo qua è stato un errore purtroppo, perché se lui depositava il nome ciabatta per il pane, tutti quelli che chiamano ciabatta il pane potevano chiamarlo solamente se rispettavano i protocolli che lui aveva imposto di acqua, di sale, eccetera, eccetera. Vabbè. Purtroppo, ecco, quindi ti spiego perché così, non si può più chiamare ciabatta polesana, o meglio, si può chiamare ciabatta polesana solo quel prodotto che segue i protocolli di Cavallari. Gli altri purtroppo possono essere un po' più elastici. Quindi questo ti dispiace effettivamente. È un peccato perché magari non si è pensato a questa eventualità. No, l'avevo pensato, però purtroppo il termine ciabatta è generico, quindi chiunque può appropriarsene. Hai visto c'è la polemica che ultimamente del Prosecco, il Prosec della Slovenia, e quindi purtroppo quando un prodotto funziona e ci sono da soldini da prendere, arrivano i falchi. Gli sciacalli, più che falchi, gli sciacalli arrivano. Dai. Allora, brevissima pausa, abbiamo così esaurito il nostro primo argomento, ci sentiamo tra poco. E siamo così rientrati come sempre su Radio Diva e Made in Polesine Web TV. Vi ricordo la prima messa in onda, quindi la diretta il giovedì tra le 13 e le 14, poi il sabato 14, hai detto quella O chiusa come con i grandi speaker radiofonici televisivi radiofonici della Rai. Io non so cosa devo fare con te, sai? Veramente. Sì, coparmi. No, perché ci pizzichiamo sempre. Sì, non ti perdono niente. E poi dicevo la replica il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno. 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 Le 12. Le 12, vabbè, le 12. Non ci azzecco mai tanto. Vabbè. Allora, secondo titolo, Motoclub Ariano sempre più in alto. Allora, sei sotto osservazione. So che se sbaglio un congiuntivo condizionale non me lo perdoni. Vai. Allora, 19 domenica, non alle 19 ma alla mattina c'è stata questa gara di enduro organizzata dal Motoclub Ariano. È una bella gara interessante, c'erano un sacco di piloti, c'erano 44 team, quindi siccome era una gara di durata, 2 piloti dovevano fare 2 ore di percorso, poi naturalmente qualcuno era stato più veloce, qualcuno è stato più lento, era una gara da amatori. Però ciò nonostante c'erano tutti i team più famosi e più importanti del nostro territorio, c'era il team di Rosolina, il team di Portoviro, il team di Adria, tra l'altro Adria c'è proprio un campione che Barbuiani, si chiama anche lui Bobo Barbuiani, probabilmente sarà sicuramente parente dell'ex sindaco, però probabilmente un nipote qualcosa, e quindi che è stato anche campione italiano, o perlomeno è stato un campione importante di questa disciplina, e la gente si è divertita. Infatti nell'intervista è venuto fuori che l'enduro, che sarebbe, almeno da quello che ho capito io, che me ne intendo anche poco, un motocross abbastanza più tranquillo, si è fatto su una pista non segnata, non con buche, salti eccetera, ma segnata con gli slalom da fare, quindi forse meno impegnativa. Ci dicevano appunto i tecnici che questo tipo di disciplina ha il vantaggio che rispetto ad altre discipline non è costosissima, perché si può acquistare una moto usata, le gomme non si usurano come o in pista o il cross, quello hard, e quindi ho visto veramente gente divertita. Tra l'altro, sai che ti dicevo che gli equipaggi dovevano essere 2 persone, c'erano 4-5 equipaggi, che c'era il papà più o meno sui 45-50 anni e i figli dai 18 ai 25. È bello questo anche incontro certo, generazionale, mi ha fatto veramente piacere. E naturalmente volevo fare i complimenti al Motoclub di Ariano, che è uno dei motoclub che da quando io seguo un pochino la cronaca è sempre presente
ha fatto un sacco di cose, ha fatto un sacco di mostre, ha dei piloti sia su strada che appunto su cross eccetera, anche abbastanza bravi ed importanti, ma soprattutto accomuna questa compagine l'entusiasmo che ho visto nei nuovi dirigenti di questo motoclub, che sono giovanissimi. Io mi ricordavo quelli che sono vecchi come me, però ancora resistono. Però c'è stato questo cambio generazionale che non è così automatico nelle associazioni. Di solito le associazioni hanno un gruppo nascente forte, perché li accomuna una grande passione, e poi dopo diventano vecchi oppure si scocciano eccetera, e non c'è il cambio. Questa volta invece il Motoclub Ariano, chapeau, perché sono bravi a resistere. Bene, okay. Bravi. Ogni tanto queste associazioni hanno un ricambio, come dici tu, generazionale, che è molto difficile. Che è molto difficile, però in questo caso è successo, insomma. Si vede che i motociclisti in questo caso, insomma, tengono bene, insomma. Tengono botta, come tengono botta. Vabbè. Brevissima pausa, torniamo. E siamo ancora una volta ritornati in diretta su Radio Diva, e adesso siamo pronti per affrontare il nostro terzo argomento. Parliamo di Amazon Rovigo, questo grande colosso, insomma, che compie un anno. Pensate, già un anno. È vero, io pensavo fosse molto meno, invece già un anno, ha già compiuto un anno ed è già a 1000 dipendenti. Sappiamo che dagli annunci dell'azienda si parlava di arrivare a regime a 3000 dipendenti. E quindi il cammino va avanti in maniera importante. Allora, che dire, facciamo solo una riflessione su queste multinazionali americane in particolare in questo caso, perché sai, un sacco di polemiche sono venute fuori, ma è una maniera di lavorare che non è umana, eccetera eccetera. Per chi potesse interessare, Amazon dà la possibilità di vedere quello che succede all'interno dell'azienda. Effettivamente, vedi, basta solo veramente iscriversi a un webinar, chiunque lo può seguire, può vedere cosa succede all'interno di questa azienda, che effettivamente è avanti rispetto a un'azienda normale di logistica, minimo 100 anni, proprio, hanno tutti i robot che funzionano, eccetera. Però chi ci lavora dentro tutti unanimamente hanno detto: guarda che comunque è vero che è un mestiere alienante, è vero che facciamo le nostre 8 ore e non abbiamo tanto tempo per respirare eccetera, però ogni ora c'è un quarto d'ora, perlomeno ogni tot periodo c'è un quarto d'ora per rilassare il dipendente. Una pausa, sì, esatto. Qualcosa, sì. Non è vero che c'è il cartoncino per andare a fare la pipì che ti cronometrano, cioè, quindi ci sono state una serie di cose negative che sempre che dicevo mio amico, le vette più alte sono quelle battute più del vento. Ed è vero, cioè, effettivamente vero, sì. Parlare male di Amazon è molto facile. Dici che questa qua è una multinazionale, viene dall'America, 3000 dipendenti messi in una scatola di sardine, tutti, invece non è assolutamente vero. Non sto facendo una tirata favorevole a Amazon, altro, solo che però, per esempio, i pagamenti di Amazon, gli stipendi di Amazon sono mediamente più alti di quelli che sono in altri posti di lavoro in Italia. Meditiamo. Questa è una cosa non da poco, E questo qua lo diciamo senza tema di smentita. Se naturalmente qualcuno vuole contestare questo, siamo qua disponibili, però effettivamente i fatti e i dati sono questi. Sì, non stiamo facendo poi uno spottone. Ecco, stiamo solo dicendo che sicuramente no. Che purtroppo molto spesso ci si appoggia a luoghi comuni, a discorsi di internet o da bar, e dopo magari un Amazon così importante la massacriamo, e dopo chiudiamo gli occhi, per esempio, sull'Alitalia. Ma questa è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia. È meglio non entrare in merito, perché vabbè, insomma, però avete capito più o meno come la pensiamo, come la penso. Bene. È una cosa molto importante questa da sottolineare. Brevissima pausa. La facciamo una pausa? Col caffettino, chi paga? Pago io, dai. Tanto lo sapevo che andava. Ci sentiamo tra poco. Beh, oggi è una giornata che è nata così, insomma. Ridanciana. Siamo partiti ridendo, e anche negli intermezzi, mentre vanno i brani, mentre vanno gli spot e così via, insomma, ce la godiamo, perché escono degli argomenti disumani quasi. Che non possiamo farvi sentire. Magari abbiamo anche la registrazione video del fuori onda, magari qualcosa potremmo ogni tanto fare un remake, un fuori onda, così,
ma secondo me faremo più ascolti con i fuori onda che con... Sì. Allora parliamo di Adriacqua Festival. Allora, domenica c'è stato un sacco di cose. Io ho seguito 2 o 3 cose e dopo ogni volta mi dicevano: perché non sei venuto anche dall'altra parte? Perché? Perché sono uno e non Trino. Anche se mi sono un po' allargato. Trino. Bello Trino però. È vero Trino, sì. Che fa rima con cretino. Lo so che tu l'hai pensato. Ma no, ma... L'hai pensato, lo so. Sì, ok. Vabbè. Allora, detto questo... E confermo. Vai. Domenica sulla riviera di Adria c'è stata l'omaggio delle remiere alla città che ha dato il nome all'Adriatico, che è appunto Adria. Ed è stata una cosa interessante. Purtroppo, e risottolineo purtroppo, in certe manifestazioni che sono di caratura importante, che vengono coinvolte un sacco di persone, che arrivano delle remiere, in questo caso da tutte le parti del Veneto, e faccio un link in cambio. Sabato c'è stata il buon compleanno Delta a Taglio di Po, secondo me è una serata interessante, al di là che l'ho presentata io, e un po' me la tiro. Questo non è un handicap, no, è un fattore aggiunto questo qua. Però fatto sta che secondo me è una cosa interessante, con musica, con il torte, eccetera, c'era poca gente. E stesso discorso per quanto riguarda la remiera di Adria. Che dire, innanzitutto complimenti a Adria, che cerca di far notare sempre di più quanto era importante Adria. È un po' di giorni, è un po' di puntate che ne parliamo, perché Adria era importante già 600-700 anni prima della nascita di Cristo, e che dire, quindi se un po' gli adriesi se la tirano, un po' c'hanno ragione. Vabbè, certo, sì. Però questa qua è stata veramente una manifestazione importante che secondo me andava amplificata in maniera migliore, e soprattutto meritava ci fosse molta più gente, come meritava ci fosse molta più gente a Taglio di Po per quanto riguarda il buon compleanno Delta. Quindi faccio una riflessione. Sai che per esempio adesso c'è un influencer che si chiama Canal, che è a Chioggia, e io l'ho seguito con le telecamere, caspita, come arrivasse una rockstar. Adesso non so Canali in particolare, però molto spesso questi influencer cosa fanno? O scorreggiano in faccia alla gente, o fanno i rutti e hanno 4-5 milioni di visualizzazioni. E quindi ecco, riflettiamo su questo, che effettivamente capisco che magari una roba culturale può anche rompere i maroni, però insomma, però ecco, diamo il peso alle persone anche per quello che fanno. C'era Mattano, ti ricordi? È diventato famoso perché scorreggiava in faccia alla gente, sì, esatto. e aveva 4, 5, 6 milioni di visualizzazioni. Conta niente, cioè, cosa resterà di questi anni 80, come diceva Raff. Sì. Vabbè, ma questa è una amara considerazione. In ogni caso, bravi gli amici di Acqua Adria Festival, in particolar modo Proloco e l'amico Marco Doati, che sono riusciti a organizzare tutto questo. Bene, sì, sarebbero un po' più da seguire queste manifestazioni, perché si parla del Delta, si parla delle nostre origini, insomma, però c'è effettivamente questo distacco, cioè la gente preferisce, che ne so, andare a fare una passeggiata al mare piuttosto di venire ma ci sta pure a vedere queste manifestazioni che sono molto importanti, tra l'altro. Oltretutto, io contesto più che altro il discorso che io l'anno scorso ho presentato una serata, 2 anni fa purtroppo a Taglio di Po, che c'era un certo Gordon che io non conoscevo, e parlava era uno che si veste da donna per far vedere un uomo come starebbe vestito da donna. Vabbè, ci sta, anche in idea, però una riunione fatta con questo, che secondo me non era un relatore scientifico, cioè parlava come parliamo noi di bar, di donne e altre cose. C'era gente che veniva da Treviso, da Trieste, da Verona, è venuta. Poi dopo magari fai una cosa importante che avrebbe anche il suo peso, ti spiega un pochino cosa è successo nel nostro passato remoto, passato prossimo, e non viene nessuno, ti avvidisci. Dai, allora, io mi sono avvilito. Sì, è vero, è una cosa un po' che dispiace, insomma, che ci sia questo disinteresse da parte della massa, insomma, della popolazione. Dai, ci sentiamo tra pochissimo allora per l'ultimo argomento di oggi. Siamo così giunti al termine di questo nostro appuntamento, abbiamo solamente l'ultimo argomento e parliamo a questo punto di consorzio bonifica, lavori molto importanti. Ecco, il consorzio bonifica Delta del Po, sappiamo che
praticamente l'ente che riesce a salvarci dall'invasione delle acque. Noi siamo un terreno che ha bisogno veramente dell'intervento dell'uomo che agisca sempre di più per evitare che ci affondiamo. Questi lavori sappiamo che poco tempo fa sono finiti, sono quasi in via di definizione i lavori fatti sul collettore Padano qua a Portoviro, lavori importanti, si parla di lavori di qualche decina di milioni di euro, ma io ho seguito dei lavori che stanno facendo nella parte finale dell'isola di Ariano, in particolar modo Occa San Rocco, se qualcuno conosce questa zona qua. Praticamente sappiamo che per irrigare i campi non ci vuole assolutamente l'acqua salmastra, perché sennò i campi non rendono, ma in particolar modo nella parte appunto bassa Occa San Rocco, ma anche al di là del Po di Goro, anzi il Po di Gnocca, che c'è tutta la parte di Porto Tolle, il cuneo salino sta salendo e purtroppo l'acqua che pescano è salmastra. Esatto, e quindi sta facendo questo lavoro straordinario. Attraverso un idrovora riescono a recuperare le acque che altrimenti verrebbero riversate sul Po, acque dolci, e vengono buttate nelle campagne. Lavoro straordinario, anche qua qualche decina di milioni di euro pagate dallo Stato, dal Ministero competente, e quindi è una di quelle strutture che per fortuna ci sono. Certo, ci sono. Siccome poi dopo, quando a chi ha campagna arriva da pagare il consorzio, è sempre una bella rottura di scatole, perché quando si paga siamo tutti uguali, cioè io per primo. Quindi, però effettivamente è talmente necessario e riescono a fare talmente lavori importanti che ben venga, quindi chapeau. Ogni tanto celebriamo anche i vari enti, le varie attività che sono indispensabili nel nostro territorio. Questo qua in questo caso è il Consorzio Bonifica Delta del Po, chapeau, che svolge in questo caso questo compito di salvaguardia, un lavoro molto importante. Caspita, sì. Va bene. Ok, allora abbiamo esaurito i nostri argomenti di oggi, siamo arrivati al termine, ci sentiamo tra poco per i saluti finali. E siamo così rientrati, ma solamente per qualche istante, solamente per concludere di fatto questa nostra puntata di oggi di Made in Polesine. Io ringrazio come sempre Leandro Maggi per la sua tempestiva eccetera partecipazione. Insomma, è lui che ci fornisce un po' tutti i titoli, tutti gli argomenti, e io ringrazio Davide Milan, che primo ci ospita, ma soprattutto è un grande compagno di viaggio. Abbiamo, adesso non so quante puntate abbiamo fatto, però siamo a 306, 300, abbiamo superato abbondantemente le 300 puntate, quindi siamo come Quark, più o meno siamo come Piero Angela, quasi vecchi uguali. Comunque manca ancora qualcosina, ma ci arriviamo. Dai, allora vi ringraziamo come sempre del vostro gentile ascolto, ci sentiamo la prossima settimana qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Vi ricordo che se volete guardarci lo potete fare durante, e siamo sempre dei begli ometti a volte. Ci sentiamo la prossima settimana. Un ringraziamento da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.